Sani in Veneto, Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane, celebra i primi 10 anni di attività. Nella splendida cornice del Castello del Cataio, a Battaglia Terme, per il decennale, il Fondo di assistenza sanitaria ha riunito le parti sociali costituenti, Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL Veneto, per guardare alle sfide del futuro. La salute del lavoratore, obiettivo principale che ha permesso di sviluppare un modello di assistenza sanitaria integrata regionale per i lavoratori artigiani tarata sul territorio. È un fondo assolutamente innovativo perché le nostre parti sociali, Confartigianato, CNA, Casa, Artigiani, CISL, CGIL e UIL, hanno voluto renderlo regionale. Regionale significa restare vicini alle esigenze di chi vive il territorio, di chi vive le difficoltà in quel territorio. L'hanno voluto rendere più partecipe possibile alle persone, più vicino alle persone, con 200 sportelli che insistono nelle 7 province e sono elemento di vanto e strategia anche di comunicazione, perché raccolgono le informazioni e le esigenze dei nostri iscritti. In più li aiutano ad essere coperti dalle tutele. 40.000 imprese artigiane iscritte, 140.000 lavoratori iscritti. Il Fondo Sani in Veneto è un esempio di no profit, con l'unico obiettivo di mettere a disposizione dei dipendenti trattamenti e prestazioni integrative complementari al Servizio Socio-Sanitario Nazionale. Non siamo un fondo assicurato, non c'è una compagnia assicurativa dietro, ma sono uno spirito sussidiario della bilateralità del Veneto. Questo modello virtuoso ha permesso, durante l'emergenza Covid, di strutturare una serie di ulteriori prestazioni che si sono aggiunte a quelle che costituiscono il diritto contrattuale ed erogare più di 8 milioni di euro al Veneto in questi ultimi 3 anni. Oggi Sani in Veneto riesce a rimborsare quasi 200.000 richieste di prestazioni sanitarie grazie ai suoi 200 sportelli presso le parti sociali. La salute è una cosa importantissima per ognuno di noi e quindi che ci sia un fondo che aiuta e sta vicino alle imprese anche attraverso degli sportelli con una consulenza proprio territoriale e ad hoc è davvero fondamentale per noi imprenditori e per i nostri dipendenti. Sani in Veneto inoltre punta a rafforzare il rapporto con la sanità pubblica. 10 anni fa, quando decidiamo di fare Sani in Veneto, ci diamo alcuni obiettivi. La gestione diretta, che non è partita da subito ma ormai è una realtà, e il legame con il pubblico per fare arrivare queste risorse che sono frutto della contrattazione al sistema generale, per cui questo beneficio che hanno i lavoratori dell'artigianato torni a beneficio di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici e di tutti i cittadini. È un obiettivo ormai vicino, si sta avvicinando, si sta concretizzando, è un obiettivo importante per l'obiettivo comune che abbiamo di tutela della sanità pubblica.